Buonasera amici di Ferro Team, buonasera Beatrice, buonasera. Che brave che siamo questa sera. Allora, siamo diventate di una coordinazione spaventosa. Fantastiche. Dove siamo questa sera? Vediamo chi sa leggere. Miss Riviera del Brenta, perché questa sera si disputerà la finalissima, che appunto vedremo la nostra Erika Grigio che dovrà cedere la corona. Beatrice, ti sto sulle scatole, vieni qua. Che dovrà cedere la corona per fare spazio alla nuova Miss Riviera del Brenta. Le sfidanti sono tante. Esatto. E noi vi abbiamo portato così un regalino. Non so se è tanto bello, però. Un regalino perché? Perché questa mattina, carissimi amici, siamo stati insieme ad alcune delle Miss di Riviera del Brenta sul Burchiellino. Ecco, è tutta la mattina che io vado avanti a chiamarlo Burchiello, va bene. Sul Burchiellino, e lì abbiamo fatto un po' di domandine sulla nostra meravigliosa Riviera del Brenta e su Venezia alle nostre Miss, quindi di cultura generale, a carattere turistico e anche qualche domandina più particolare sul concorso. Questo per vedere un po' se erano preparate, esatto, se avevano studiato o bocciarle. Questa mattina, cara Giulia, le abbiamo promosse. Non tutte, ma le abbiamo promosse, questo va detto. Però dato che questa mattina non erano tutte quante, e però quelle di stamattina sono state più furbe perché l'hanno potuto fare registrato, esatto. Oggi invece lo faremo in diretta. Quindi io che dire, iniziamo subito, anche perché ovviamente noi adesso c'è un'intervista, ma poi dobbiamo iniziare, quindi dobbiamo fare molto molto veloci. Beatrice, direi che possiamo cominciare? Cominciamo pure, prego, buonasera. Buonasera, magari prima guardiamo se è acceso o no. Va acceso. Perfetto, buonasera. Buonasera, facciamola venire al centro. Esatto, era quello che stavo pensando anch'io. Lei è? Buonasera a tutti, io sono Elisa. Ciao Elisa. Ciao Elisa. Come stai? Molto bene, grazie. Sei pronta? Sì, sono un po' agitata. Cosa speri? Io spero di vincere il concorso perché è un sogno che ormai ho da 2 annetti e per me realizzarlo sarebbe qualcosa di meraviglioso. Fondamentalmente ci sta, anche perché veniamo qua fondamentalmente tutti per la corona. Esatto. Alla fine c'è anche quella di G di Ferro. Esatto, questa ricordiamo sera che questa sera ci sono 2 corone, quella di Miss Riviera e quella di G di Ferro, quindi mai essere tristi perché chissà quale corona può cadere. Quindi, ma io passerei alle domande piccanti. Tutte e due? Oh, bella, questa mi è piaciuta. Vai Giulia. Purtroppo non possiamo mai abbastanza le corone. Giusto, non sono mai abbastanza le corone. Ha ragione. Io però passerei subito alle domande piccanti. Va bene. Dimmi una cosa che consiglieresti a un turista di tipico o della Riviera del Brenta o di Venezia. Prego. Io penso che consiglierei di venire a vedere il Palio del Ruzzante, che è una competizione che si svolge ogni anno in un paese diverso della Riviera del Brenta. Per esempio l'anno scorso è stata a Fiesto d'Artico, in cui ogni squadra, ognuna rappresentante un paese della Riviera del Brenta, si sfida nella gara dei tiranti. Sostanzialmente questi uomini molto forti devono tirare la barca nel minor tempo possibile. È stata un'esperienza bellissima, infatti l'anno scorso sono stata madrina grazie al concorso di Riviera del Brenta e spero di ritornarci anche quest'anno e lo consiglio anche a tutti voi. Io voglio piangere. Bene, io voglio piangere perché voi dovete capire che la Beatrice è con noi da 2 anni. Io in 7 anni e da un bel po' che ormai esiste Riviera del Brenta, nessuna mi è mai riuscita a rispondere con così tanta scioltezza, figuriamoci in diretta. Posso assicurarvi che lei non si era preparata. Quindi complimenti. Grazie mille, ragazze. Molto preparata. Passiamo alla prossima. Carissima Elisa, in bocca al lupo. Ciao ragazze, buona serata. Ciao. Arrivederci. Buonasera. E noi adesso abbiamo una bellissima Roscia che arriva qua da noi. Ciao a tutti, sono Marianna. Ciao Marianna, come siamo stai? con Marianna. Bene, voi? Bene, accaldata. Fa un pelo caldo secondo me. Poi tra certo. l'altro voi ci vedete così bellissime e piallatissime più o meno. Abbiamo le luci di Barbara D'Urso che quindi quelle scaldano, che è un piacere, veramente è un amore. Prego Allora, Bea. ti senti pronta per questa sera? Sì, mi sento pronta, molto, non sono agitata. Ero più agitata a casa ieri, ma essendo che qua mi trovo bene con tutti e anche con tutte le ragazze, non ho neanche un po' di paura. Un augurio che fai a tutte le tue colleghe? Allora, le ho conosciute tutte, sono tutte gentilissime e simpatiche, quindi che vinca la migliore. Se non vinco, cosa che ovviamente spero, non me la prenderei perché so che tutte si sono impegnate tantissimo. E questo è un Ottime bellissimo parole. augurio. Farei subito la domanda io. Sì.
A un turista cosa consiglieresti della Riviera del Brenta o di Venezia da venire a visitare? Allora, a un turista io consiglierei una cosa non molto scontata, ovvero la Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia. Io ragazzi piango perché non erano sul Burchiello oggi che mi levavo metà stress. Bellissima. Perché ho fatto diverse sfilate di abiti da sposa, di stilisti, e devo dire che mi hanno dato l'opportunità di vedere appunto questa bellissima scuola che io non sapevo neanche che esistesse. Non è un posto diciamo molto turistico, Esatto. È un posto un po' più di nicchia. Esatto, e se si va si possono anche fare le visite guidate che possono far vedere anche il giardino interno e spiegare proprio la storia, quindi lo consiglio molto. Bene, perfetto. Ecco dove andremo io e te, Giulia. Una No, gitarella. io ci sono già stata, guarda, io Anche avendo io, vissuto a però- Venezia ho fatto veramente tutto. Però, carissimi amici, un saltino ce lo farei. Anche perché ti dirò di più, noi poveri veneziani disgraziati come la morte, non possiamo avere tutti l'aria condizionata in casa. Edificio storico, non puoi avere l'aria condizionata. Esatto. Sapete dove andavamo noi, perché era gratis per i veneziani, a rinfrescarci? Museo di Storia Naturale a Venezia. Il posto con la migliore aria condizionata di Venezia, io lo consiglio a tutti. Fantastico, fantastico. Se volete prendervi aria condizionata, andate al Museo di Storia Naturale. No, guarda, meraviglioso, soprattutto la sala delle imbalsamature. Quella era perfetta. Ottimo. Bene, io Passiamo per alla andare prossima. alla nostra meravigliosa Grazie mille, miss, buona in serata. bocca al lupo. Grazie. Ciao. E passiamo adesso, qua ci serve la scaletta. Bene, qualcuno mi tiri su, per favore. Grazie. Regia, gentilissima. uno sgabellino per Beatrice. Però ragazze, un pelo più in qua. Perfette, via. Buonasera, io sono Martina, ho 18 anni. Ciao Martina. Ciao Martina. Ciao Martina Ciao, che hai ragazzi. 18 anni. Quando è che li hai compiuti? L'anno 20 scorso o ottobre. quest'anno? L'anno scorso. Quest'anno ne facciamo 19. Va Esatto. bene, dai. Vogliamo festeggiarli con la corona di Miss Riviera del Brenta? Magari, sinceramente. Come ti senti? Io pronta, però anche un po' in ansia, perché ci tengo molto a questo concorso, quindi... Cara. Del Brenta è un pezzo di cuore. Sì, Anche è bello. io ce l'ho ancora nel mio cuoricino. Ce l'hai ancora sulla tua Anche Carla? la mia fascia, sì. Perché vi ricordo che 2 anni fa era proprio qui che io ho preso la mia fascia. È da di qua che Ferro abbiamo Team. fatto fare prima l'anno e poi abbiamo avuto questa malaugurata idea di assumerla. E adesso li licenzio tutti. Ma ciao, prego. Vada. La domanda cattivissima: cosa consiglieresti a un turista nella Riviera del Brenta o nel veneziano da visitare? Può essere un luogo, può essere un'usanza, può essere tutto. Allora, a Venezia consiglio di vedere assolutamente il teatro La Fenice, ma è un posto che ho visitato molte volte perché io recito anche fin da piccola, quindi a vedere orchestre o comunque messe in scena, prosa, commedie. Bellissimo, quindi a chi piace soprattutto il teatro consiglio di andare a vedere questo posto. Sapete cos'è questo sorriso malefico che ho fatto io? Arriva la seconda domandina che mi ha risposto troppo semplicemente e ha detto una cosa che io adesso voglio assolutamente approfondire. Mi sai dire qualcosa che è successo alla Fenice? Qualcosa che è successo alla Fenice? Un evento che ha cambiato radicalmente la vita dei veneziani. È stata bruciata? Ok. Brava, Assunta. promossa. E perché ha cambiato la vita radicalmente ai veneziani? Non lo so questo sinceramente. Perché la Fenice è stata bruciata in un inverno dove quasi tutti i palazzi storici veneziani hanno il caminetto. Ah, è vero, ok. Quindi cos'è successo? Che quando, ovviamente la fuliggine non è sempre spenta quando arriva in aria, si è bruciato così. Da quel momento, pellet, stufe, caminetti, siamo più aver avuto nulla, sono stati tutti chiusi, per questo è stata cambiata la vita. Sì, sì. Brava, mi è piaciuta, complimenti. Direi che possiamo passare alla Promossa prossima. a pieni voti. Sì, anche Bene. perché veramente gliel'ho fatta cattiva, Bene, Martina, in bocca al lupo. Grazie mille a voi. Prego, buonasera. 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 Sono Emma e ho 19 anni. Ciao Emma, come stai? Bene, dai. Come ti senti questa sera, pronta? Tranquilla in realtà. Tranquilla, sì. tutte tranquille questa Tutte sera, no, ho tranquille. capito. Ma perché la vedo come un'esperienza per divertirmi e conoscere nuova gente. Se vinco E bene, scegliersi se no- l'abito da sposa. Perfetto, ottimo. E scegliersi l'abito da sposa, perché ricordiamo che c'è anche appunto l'uscita Abbiamo il fidanzato spose, qua? quindi- È qua che ci guarda? Deve farmi il video per favore. Fidanzato, per forza, qua fidanzato. secondo me stiamo aspettando una proposta di matrimonio, la vedi anche in l'abito da sposa, potresti No, farti no. cogliere dall'emozione. Io voglio assist. Aspettative di questa sera? Oltre In a realtà divertirsi. no, se no rimango delusa. Ma mi sembra un'ottima tattica comunque. Sì, divertirsi, Sì. andare sereni, lisci e poi alla fine Esatto. si vedrà. Esatto, guarda, ti dirò una cosa molto divertente. Quando ho fatto io la mia finale qua ero su, perché anche io sono alta 1 metro e un tappo, più o meno ho 185 centimetri di tacco, ero sulla scalinata, praticamente ero senza tacchi perché ho detto, boh, io il mio l'ho fatto.
e non mi aspettavo minimamente niente, eppure lei ha deciso di chiamarmi, di darmi la fascia. Quindi... Se vuoi me la rimangio, No, mia. Allora. Mia, mi spiace, non c'è scritto il mio nome, ma tra poco ci sarà. La stessa cosa quando ho preso questa fascia, perché mi ero già tolta i tacchi dato che eravamo in spiaggia. Li ho tolti e lì mi hanno chiamato. Ho fatto le foto scalza. Adoro questi Vabbè, momenti ma che sono io i momenti adoro. spontanei bellissimi. Partiamo anche con te con la domanda difficile. Cosa consiglieresti a un turista di visitare o nella Riviera del Brenta o nel Veneziano? Allora, a Venezia sicuramente consiglierei di fare un giro in gondola perché è molto romantico e si può fare un giro panoramico per una bellissima città molto importante, secondo me. Dai, ti vedo che hai lo sguardo da vipera, dai. Tu lo sai qual è il modo più facile, più veloce per risparmiare di più, per non fare un intero giro turistico in gondola, ma per poter avere almeno il brivido di salire su una gondola? No, sinceramente no. La gondola traghetto. La gondola traghetto. Sì. Mai visto. È su dei punti di Venezia che praticamente attaglia al Canal Grande e ti fa passare da una sponda a un'altra. Per i veneziani che sono in possesso della carta Venezia è gratuito, invece per chi non ce l'ha sono 3 euro. Tu ci sali, ti godi la gondola, ti riesci a fare anche 2 fotine, comunque sei in Canal Grande, sono in dei punti appositi e dopo hai fatto la tua traversata. Non hai speso 85 euro e sei comunque felice. L'ultima volta che ho guardato erano 85 euro, tipo 3 anni fa. Adesso chissà. Una valida Dipende Esatto. dalla zona. 85 euro probabilmente sono quelle di Piazzale Roma. Piazza San Marco so che un giro si può girare, può andare attorno anche ai 200 euro, dipende che giro vuoi fare. Perfetto, ottimo. Bene, in Grazie bocca al mille. lupo. E passiamo alla prossima. Ciao a tutti, Buonasera. io sono Buonasera. Milena, Ciao, Milena. ho 15 anni e vengo da Vigonovo e rappresento... Calma, respira. No, e adesso, qua vicino a Giulia. Respira, calma, rilassata, siamo in Sei una... emozionata? Sì, tanto. Amore, prima finale? Sì, prima. Riviera del Brenta è una casa, sono tutti buoni, faccio la buona questa volta, mi ha commosso, voglio essere magnanima. Quindi rilassati, adesso raccontaci un attimo di te e dopo ti chiediamo ti dici anche come ti senti per la serata. Ok. A parole tue senza Per ansia. la serata mi sento molto agitata, però spero che passi perché questa agitazione mi stressa abbastanza. Sai però... che questa è l'adrenalina, questa Sì, adrenalina sì. ti aiuterà anche a fare la passiera, soprattutto le scale. Sì. Però stai serena, che sai che comunque ci sono i corrimani, piuttosto che cadere attaccatevi sempre ragazzi, l'incolumità viene prima di ogni cosa. Però sai che appena finirai tutto questo Sì. andrà a dissiparsi e certo. starai veramente molto più tranquilla. Prego Beatrice, Allora, te la faccio io. ti ho passata quella più Esatto. buona del gruppo. Te la faccio io, allora. Qual è il tuo posto preferito? Allora, a me piace molto il Lido di Venezia perché è un luogo molto tranquillo dove si possono fare gite in famiglia e anche comunque si visita così, si fanno, si sta al mare così. Esatto. Ci sta. E per chi invece non ha voglia di andare al mare ma vuole godersi un po' di cultura, cosa c'è al Lido? La mostra del cinema. Bravissima! Io non ho detto niente, guarda, Bravissima, che tra l'altro... Miss Riviera del Brenta Esatto. è stata ospite più di qualche occasione. Esattamente, alla mostra quindi del cinema di magari... Venezia. Chi lo sa? Se vinci dobbiamo levarci l'ansia perché devi andare sulle carpet. Esatto. Attenzione, mi raccomando. Esatto, quindi se vinci, mi raccomando, stella mia. Adesso Ma sì, ma calma, vedrai che andrà tutto rilassata. bene. Beh, l'importante è che tu adesso ti metti il tuo bell'abito, fai la tua bella sfilata, ti diverti, ti passi una splendida serata. Grazie. E andrà tutto bene, non ti preoccupare. A Noi me la lasciamo andare anche a prendere un goccino d'acqua perché sono veramente molto accaldate le Io nostre sto morendo ragazze. in questo momento, E passiamo ragazzi, alla lo dico. prossima. Grazie mille. E siamo qui. Ciao, sono Camilla. Ciao Camilla, come stai? Bene, dai, un po' agitata. Vabbè, ma è normale, è una finale alla fine. Poi tra l'altro noi cattivissime interviste in diretta. Ta-tam! Come siamo nel backstage? Com'è Bene, l'atmosfera? dai, sono contenta di essere qua con 2 mie amiche, quindi tutto Ah! Lei si è portata, Esatto. invece di portarsi il pubblico, lei se l'è portata in backstage. bene. È geniale questa cosa qua, ragazzi. È furbizia. Ma io passerei con la domanda cattivissima. Certo. A un turista, cosa consiglieresti di vedere a Venezia o nella Riviera del Brenta? Allora, io dico a Venezia e consiglierei Pellestrina perché l'ho visitata ed è un'isola bellissima con un bellissimo mare.
Quindi anche per chi vuole magari farsi La giornata al una mare. giornata diversa dal solito per non andare nei soliti posti, possiamo andare anche là. Raggiungibile con? Battello o barca per chi ce l'ha. Ti dirò, io non sono mai stata O a motonave. Pellestrina. È molto bella. Non sono mai Ma stata. è Giulia, carina, è pensi di carina. portarmi prima o poi? Io quella volta, voi non lo sapete, che eravamo andati in barca, io, te, Filippo, Sì. la Cinci, compagnia cantanti, dovevamo andare a Pellestrina in barca a mangiare, invece poi ti ho portato al Bacan, Che è là vicino. che è molto vicino. Però c'era mare mosso, non so se ti ricordi in Ah sì, quell'orario che tu lì. hai perso anche gli occhiali, brava, esatto. È stata una scena molto divertente. Ma C'era questo- mare molto mosso e quindi non siamo Ma andati. questa è una storia per un altro momento. Noi ora congediamo la nostra Miss e passiamo alla prossima, che si stava mettendo l'autunno, immagino. Sì, perfetto, ottimo. Hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo. beccando in una maniera assurda. Hai fatto benissimo. Senti che buon odore di citronella, voi non potete sentirlo, ma questo è l'odore che ti salva la vita. Bene, buonasera. Buonasera, Tu chi sei? sono Tessare Beatrice. Ciao Beatrice. Ciao. Indovino che ha un nome bellissimo e meraviglioso, Il giusto? migliore Dante di Dante. È il nome migliore del mondo, d'altronde. Allora, Allora, sono nata l'anno stesso di Shakespeare anche. Ecco, quindi Ecco. non so se avete notato questa cosa, amici Gigi e Fratini. Tutte quelle che si chiamano Beatrice hanno un'umiltà. Veramente si tocca come d'umiltà vestuta, lo dice anche Dante. Ci aveva visto lungo già Dante all'epoca. su Dante, come Beatrice su Dante, tra l'altro. Come stai? Come ti senti? Come ti vedi questa serata? Tranquilla. Lei la vedo molto Questa incisa e sera rilassata, sono se la gode. Stasera sono tutte tranquille, serene. Ma si sono tutte agitate finora, a parte lei. Perché mi diverto fuori dal backstage, io sono contenta. E allora va benissimo. Domanda cattivissima. Pronta? Guarda che si è già messa sull'attenti, bravissima. A un turista, cosa Sono consiglieresti di visitare? Il ghetto ebraico. Là. No. Il palazzo con più omicidi di Venezia. Sei criminologa. No, sì, ok, ma il ghetto ebraico è una storia molto antica, del 1500. Però dai, possiamo. Allora mi dici quello e poi mi dici l'altra domanda, vai. Il ghetto ebraico è una storia molto bella perché gli ebrei venivano racchiusi tutti in questa isola a parte e controllati solo da un ponte che viene chiuso a mezzanotte e aperto la mattina. Loro erano chiusi là. Eh sì, infatti ancora si respira molto quest'aria, infatti non tutti escono, molti stanno sempre lì e quando entra qualcuno un po' troppo biondo con occhi azzurri diciamo che non sono felicissimi. L'altra domanda che ti ho posto? Allora, devo essere sincera. Io non l'ho sentita. Il palazzo con più omicidi o morti a Venezia. Tu te lo ricordi? Sì. Io non mi ricordo il nome, mi ricordo l'ubicazione, non il nome. Guarda neanche io. L'ubicazione me la ricordo. No, non ce l'ho. Mi dispiace. Non ce ragazzi. l'hai? Io ce non l'ho. mi ricordo il nome, non mi Ed ricordo ecco il perché nome. l'ha chiesto la Miss, capito? Non lo sa neanche lei. No, però mi ricordo l'ubicazione. È il palazzo a fianco alla Guggenheim. Quello non che mi ricordo il nome. Non me lo ricordo neanche io, Amici, però scrivetelo nei commenti. è un palazzo molto particolare perché ha l'esorcismo scritto sopra, perché è il palazzo più stato di Venezia, è il palazzo dove sono stati fatti più omicidi e più morti. Ecco, amici, scrivetelo nei Peggio nel commenti, mostro di vi Firenze. aspettiamo. Peggio nel mostro di Firenze. Peggio, sì, è il palazzo, un palazzo assassino praticamente, da tanto che ha un esorcismo scritto sopra. Infatti, stranamente nessuno lo compra. Chissà perché. Nessuno lo vuole finire di ristrutturare, è lì solo soletto. Beatrice, andiamo io tanto noi al massimo gli facciamo una mano. Sono i fantasmi. Ma io e te siamo l'erba cattiva. Finché mi aiutano a pulire, allora, posso. finché mi levano la polvere e i ragni va benissimo. Io e te siamo praticamente l'erba cattiva. Bene, Beatrice, in bocca al lupo, noi Viva il lupo. continuiamo. E mi sa che abbiamo l'ultima. Forse abbiamo l'ultima, aspetta che vado dietro. Sì, sono l'ultima. È l'ultima, poi ci vuole assolutamente la nostra Erika Grigio che si sarà già avvicinando Certo, qua è già dietro. qua Erika Grigio, Perfetto. buonasera. Attenda qua. Bene. Stia qua. Riappare la nostra no, perché Beatrice. qua bisogna prenderle per i capelli tra poco. Buonasera. Ragazze mie, venite in Buonasera. centro di Lei è? inquadratura. Angelica. Ciao Angelica, Ciao. come stai? Bene, sono un po' nervosa, però tutto bene. Accaldata? Soprattutto. Anche Una io, cappellata di ricci tanta, meno male che li ha corti, perché sennò sì. secondo me lei era già ci veniva con la flebo a fare la sfilata veramente. e l'intervista. Io penso di avere la frangia Anche tu non scherzi. devastata. Va bene, facciamo È finta- pittoresca. Non guardatela per favore, ragazzi. Allora, aspettative per questa sera? Cosa ti senti? Aspettative, me la sento molto bene, anche se devo dire ci sono tante ragazze molto belle, quindi... Perché alla finale arriva sempre la creme della creme migliore dopo tante scremature. Però siete sì. tutte, avete la giusta occasione per poter vincere. Sì, poi siamo tutte delle brave ragazze, le ho conosciute abbastanza, la maggior parte, sono tutte... Sono tutte brave, umili, Sì, buone, sì, perfetto. Domanda cattivissima.
Sì, sono pronta. Vai, mi piace quando mi dicono così. Cosa consiglieresti a un turista di vedere o a Venezia o in Riviera del Brenta? Allora, io vi consiglierei di vedere la Villa Pisani a Stra, perché è una villa dove Facciamola vedere dov'è. Eccola qui. Ecco, ho passato praticamente tutta la mia infanzia perché mio papà è originario di là, di quel posto. E quindi l'hai vista quindi, sempre. Sì, soprattutto poi il labirinto che consiglio proprio di provare, che quello è divertentissimo. super divertente. Non andateci con i bambini piccoli. No. Questo sicuramente. Tu sai a che altro palazzo storico meraviglioso assomiglia Villa Pisani? Mi somiglia molto al Versailles, mi ricorda molto Versailles. Bravissima. Promossa. Era titubante, infatti aveva anche un po' la manina che tremava, ma l'ha detto perché giusto. anche la reggia di Caserta somiglia anche un po'. Sì, diciamo che sono state fatte sugli stessi disegni. Esatto. I progetti sono simili, sono Che tutti brave simili. questa sera, bravissima. Ma io non ho sarà capito che quando perché... gli diciamo ragazzi siete in diretta Però posso dirti, allora il prossimo anno farai il contrario. Quelle del Burchiello in diretta e quelle invece che della diretta sul Burchiello, così mi esaurisco meno la mattina, la sera ho più energie. Bene, bocca al lupo. Grazie mille. E io direi che adesso ti congediamo e arriva subito la nostra Erika Grigio, Miss Riviera del Brenta 2024, che ora dovrà raccontarci veramente un sacco di cose. Ciao Erika. Ciao, buonasera. Come stai? Tutto bene, emozionata. Sei pronta a cedere fascia e coroncina? No, dai. Infatti prima in bagno si è messa 118.000 forcine in modo tale che nessuno possa, cioè devono proprio levargli anche lo scalpo. Esatto. Erika, guarda me. Io sono quella buona, ma ora ho lasciato il cane sciolto. Quella buona ora non potrà aiutarti. Tu sei Miss Riviera del Brenta 2024. Sei stata Miss Riviera del Brenta per un anno e stasera ufficialmente cederai il titolo. Quindi tu ovviamente saprai tutto sul concorso di Miss Riviera del Brenta. Assolutamente. Bravissima. E allora raccontaci come è nato. Allora, il concorso è nato 10 anni fa per via di un tornado che ha devastato la Riviera del Brenta e di conseguenza Renato ha pensato di fondare un concorso di bellezza per aiutare a sfondo beneficiario il territorio per rimettersi in piedi. E poi il concorso ha continuato perché appunto ha visto che stava andando più che bene, quindi ha voluto continuarlo, non più a sfondo beneficiario, ma per promuovere il territorio. Esatto, e anche a scopo benefico, perché ogni anno Renato sceglie un ente a cui donare i fondi che vengono raccolti, perché Miss Riviera del Brenta raccoglie sempre fondi da sempre. Esatto. Tra l'altro, oggi che siamo stati nel Burchiellino. È inutile che mi guardi così, ho capito che si chiama Burchiellino. Che era il Burchiello piccolino. Dai, stringi. Abbiamo anche visto una villa e un intero campo dove è passato questo tornado che è ancora, pensa, dopo 10 anni ancora devastato e non cresce la vegetazione. Mamma mia. È stata una cosa molto molto tosta, va detto. Che cosa consigli alla nuova Miss Riviera 2025? Non ci sono parole, ok. per Ho avuto un dire momento in cose cui così. il mio unico neurone ha girato a vuoto. Cosa sta succedendo? No dai, allora le consegno ovviamente la fascia. Le consigli, no le consegno. Mannaggia a te. Beatrice, siamo in diretta televisiva, non possiamo dirle queste cose. Lì consegnerà ovviamente corona e fascia perché le deve cedere. E poi cosa consigli invece a questa nuova Miss per poter affrontare il suo anno al meglio? Allora, pazienza perché ci saranno molte cose da fare, impegnative ma belle, ma soprattutto divertimento, cioè bisogna prendere le cose alla leggera, con divertimento, senza pensieri e quindi goditelo finché sarai in carica. Finché dura. E tra l'altro va detto che Miss Riviera del Brenta tocca tutti i carnevali ed è bellissimo. Esatto. È veramente una goduria e una bellezza. Bene Erika, noi ti ringraziamo e che dire amici G di Ferro Team? Noi direi che ci ascoltiamo un po' di musica della nostra GD Radio, dato che a brevissimo dovremmo iniziare, però io e Beatrice andiamo a berci un goccino d'acqua ad asciugarmi un attimo, a rinfrescarci un attimo, e lei si rifrangia la frangetta, si sta morendo, e ci vediamo tra pochissimo con l'inizio della finalissima di Miss Riviera del Brenta qui nel comune di Campagnalupia. A tra poco. Sotto il cielo di Venezia, la luna danza sul mare. You walk with grace, hearts racing, no one can compare. Con un sorriso che illumina la notte. You're the dream, you're the magic, purity delight.
sulle strade della storia, un nuovo sogno si fa realtà. You own the stage, confidence like royalty. Le luci brillano solo per te. Walking strong, feeling free, wild and free. Oh, the world is yours tonight. Il vento sussurra il tuo nome. Hold your head up, shine so bright. Questo momento è solo tuo. Golden lights, shining bright. Brilli come il sole, pura meraviglia. Walk with fire, fly higher. Miss Riviera, you inspire. So keep on shining, never stop dreaming. Con il cuore aperto, con l'anima che vola. This is your night, your time to rise. Miss Riviera, you're the prize. Oh, so keep on shining, never stop dreaming. Con il cuore aperto, con l'anima che vola. This is your night, your time to rise. Miss Riviera, you're the prize. So keep on shining, never stop dreaming. Con il cuore aperto, con l'anima che vola. This is your night, your time to rise. Miss Riviera, you're the prize. So keep on shining, never stop dreaming. Con il cuore aperto, con l'anima che vola. This is your night, your time to rise. Miss Riviera, you're the prize. You're the prize. Sotto i riflettori è qui che brilliamo. Miss Riviera del Brenta è il nostro momento. Con il cuore coraggioso e l'anima di rock siamo pronti a volare, non ci fermerà nessuno. Siamo le regine del Brenta, sentiamo il battito del cuore. Camminiamo sulla passerella, con orgoglio e onore. Sogniamo in grande, brilliamo di più. Questa è la nostra notte, questa è la nostra verità. Sorrisi luminosi e occhi pieni di sogni. Ogni passo che facciamo è come un raggio di sole. Con la musica che ci guida, balliamo nella luce. Siamo le ragazze che risplendono, pronte a combattere. Siamo le regine del Brenta, sentiamo il battito del cuore. Camminiamo sulla passerella, con orgoglio e onore. Sogniamo in grande, brilliamo di più. Questa è la nostra notte, questa è la nostra verità. Questa è la nostra verità. Siamo solo bellezza, siamo forza e potere. Con ogni sorriso e ogni sguardo conquistiamo ogni ora. Insieme siamo invincibili. Con la musica nel cuore, questa è la nostra storia. Questo è il nostro siamo le regine del Brenta. Sentiamo il battito del cuore. Camminiamo sulla passerella, con orgoglio e onore. Sogniamo in grande, brilliamo di più. Questa è la nostra notte, questa è la nostra verità. Questa è la nostra verità. Non siamo solo bellezza,
invincibili, con la musica nel cuore. Questa è la nostra storia, questa è la nostra verità, questa è la nostra verità, questa è la nostra verità. Non siamo solo bellezza, siamo forza e potere, con ogni sorriso e ogni sguardo conquistiamo ogni ora. Insieme siamo invincibili, con la musica nel cuore, questa è la nostra. Siamo le ragazze di Miss Riviera, pronte a conquistare con il rock nelle vene, non possiamo fallire. Breva sotto 30, questa è la nostra canzone, sempre unite, mai da sole. Siamo le regine del Brenta, sentiamo il battito del cuore, camminiamo sulla passerella, con orgoglio e onore, sogniamo in grande, brilliamo di più. Questa è la nostra notte, questa è la nostra verità. Questa è la nostra verità. Questa è la nostra verità. Sotto le luci, sotto il cielo, questa notte brilla solo per loro. Passi decisi sulla passerella, splendono come stelle, una più bella. Camminano forti con il cuore acceso, un sogno che vola, un fuoco sospeso. Miss Riviera, regine del momento, tra applausi, sorrisi e puro talento. Tu sei unica, tu sei splendida, lascia il mondo guardare, sei magnetica, brilla forte e fai sentire la tua voce, sei la diva che danza sotto 1000 luci. Miss Riviera, tu sei magia, passi dorati in questa follia, sei sogno che tutti vogliono vivere, un'emozione che fa il cuore vibrare. Sorrisi che accendono il cielo stellato, uno spettacolo che resta incantato. Regine della bellezza e dell'eleganza, ogni sguardo un'onda che danza. Questa notte è tua, vola su quel palco, lascia che il ritmo ti porti più in alto. Miss Riviera, è il tuo momento, lascia il mondo senza fiato nel vento. Miss Riviera, tu sei magia, passi dorati in questa follia, sei sogno che tutti vogliono vivere, un'emozione che fa il cuore vibrare. E quando il sipario scenderà, il ricordo brillerà come una stella. Miss Riviera, la tua energia rimarrà per sempre pura poesia. Miss Riviera, tu sei magia, passi dorati in questa follia, sei il sogno che tutti vogliono vivere, un'emozione che fa il cuore vibrare. Luci su di lei, tacchi sul pavimento, entra il mondo, si ferma un momento, sicura in ogni passo che fa, non è solo bella, è libertà, da Miradolo si alzano in volo, nei loro occhi il sogno è il solo, non sono ombre nella folla, sono voci forti, mai mollano.
la scena, ogni sguardo è luce piena. Miss Riviera, cuori in fiamme, volano alto senza catene. Oh, 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 dominano la notte. Oh. The night pulses under my skin. You look at me, but you say nothing. And every heartbeat is a secret. I move slowly through the crowd. You're right there, but seem far away. Every step you take is a challenge. Every glance a promise. Tell me, this isn't just a game. That there's something worth saving. But your silence is louder than 1,000 shouted words. Under my skin. Of the rhythm that holds us close. Between the lights and the shadows. We're a fire that never fades. Under my skin. Under my skin. We're the sound that never lies. Whether it's love. Ciao a tutti, buona festa, la bellissima di Miss Riviera del Brenta 2025. A presentare sarà Barbara Morella. Hum so soft, and every note that brings me is a memory coming back. Tell me, it's just for tonight, that tomorrow will be real. But you're gazing. Buonasera a tutti e benvenuti in questa splendida location di Campagna Lupia, ben ritrovati a chi c'era anche ovviamente poco tempo fa, un mesetto fa ci siamo già visti da queste parti, quindi questa sera è la finalissima, quindi serata veramente importante per le nostre ragazze. Io ho l'onore di avere una balletta questa sera che mi aiuta, la nostra Asia, quindi un applauso per questa piccola Miss, è un futuro. Intanto inizia a fare da balletta e da speaker con me, poi si vedrà, c'è campo aperto. Allora vieni Asia, vieni con me che ci spostiamo, eccoci qua. Allora la nostra Erika, eccola lì, grazie per aver posato la corona, la nostra Miss in carica 2024, Miss Riviera del Brenta, un applausone perché veramente Erika quest'anno è stata straordinaria, ho avuto modo di conoscerla in più occasioni e veramente ha fatto tanto. Poi ci racconterai un po' di cose, di come è andata l'anno con la corona, ok? Grazie Erika, grazie di cuore di essere stata qui con noi, di aver dato apertura a questa splendida serata. Vuoi dire già qualcosina tu? Un in bocca al lupo alle tue compagne? Grazie, in bocca al lupo. È emozionata? Emozionata lo sono perché adesso sono alla fine del mio ultimo anno e sono molto contenta di passare la mia carica ad un'altra ragazza e se lo meriterà pieno, si vincerà. Un po' ti dispiace, vero? Sei un po' commossa, sì. Vabbè, però si va avanti, hai ancora un futuro con tantissime cose che ti aspettano, quindi Erika la vedremo sempre nel corso della serata in tante sfaccettature, quindi resterà con noi tutta la sera fino alle premiazioni ovviamente. Grazie Erika, vuoi portarmi il microfono, uno in più, via, portiamolo di qua, un applausone ancora a te e ci vediamo dopo. Fatti l'ultima sfilata che te la meriti tutta perché è un incanto questa ragazza. Grazie. Allora, rinnovo i miei saluti ovviamente a Villa Marchesini che ci ospita, al Comune e all'amministrazione di Campagna Lupia, a tutti gli sponsor presenti, poi ve li elenco, ve li faccio conoscere, le rappresentanze ovviamente che elencherò un pochino alla volta.
tutto lo staff ovviamente di Miss Riviera del Brenta, nonché al patron Renato Trincanato, che ovviamente è il grande organizzatore di tutto ormai da 10 anni. Grazie Renato, e alla moglie che porta un sacco di pazienza. Lei non la consideriamo mai, ma la considero io perché la capisco molto bene. Ok, ovviamente anche i nostri fotografi, il fotografo ufficiale Paolo Pulese, quindi un grandissimo applauso anche a lui, e a Roberto Cominato che gli farà compagnia questa sera. I nostri videoblogger, quindi Mario Bonesi di G di Ferro Team con Giulia Orbinati e Beatrice Tomada, che ci mandano in live. Ok, è un momento importantissimo questo, perché adesso dovrò chiamare la nostra giuria fondamentale questa sera per decidere ovviamente chi sarà la nuova Miss Riviera del Brenta 2025, quindi la più bella che spicca. Sono tutte bellissime, io ragazze me le sono gustate tutto il pomeriggio, veramente sarà un compito molto molto difficile. Allora Asia, ancora 2 minuti poi ti faccio parlare, perché lei è qui che freme a fianco a me, dice ma quando parlo? Tranquilla che arriva anche il tuo momento. Intanto, allora, aspetta che giriamo il foglio, perché qua tutto dice... E che assistenza. Allora, cominciamo a chiamare la nostra giuria. Partiamo dalla presidente di giuria, la nostra Roberta Vianello, consigliere della Regione Veneto. Un applausone alla nostra Roberta, sempre immancabile, lei è ovunque. La è tutta per lei. Siamo con Katia Bonetto, titolare della fioreria I Fiori di Villa Katia. E ancora Patrizia Zanolla, make-up artist. Passiamo agli uomini, vediamo come se la cavano. Fabio Olivieri, presidente della Proloco di Campagna Lupia. Continuiamo con Daniele Tassetto, consigliere comunale di Campagna Lupia. Donatella Bosello, consigliera comunale Campagna Lupia, referente per Campagna Lupia dell'ODG turistico Riviera del Brenta. Ancora Luisa Gasparin, insegnante di portamento. Ferrara, rappresentante dei commercianti Piove di Sacco. Continuiamo con Ilaria Spinello, titolare del salone Red Carpet di Campolongo Maggiore. Ultimo uomo della serata, non come giuria, non presidente di giuria, ma accanto alla presidente di giuria, Ivano Sacchetto, consigliere Venice Marathon. Io sono abituata di solito a vederlo in tuta e scarpe da tennis. Grazie Ivano. E alla fine abbiamo la nostra Sara Zanferrari, corrispondente del Gazzettino, Miss Riviera del Brenta, che chiude in bellezza. Eccola qua la nostra Sara. Ringrazio di cuore tutti i giurati per essere qui con noi questa sera, quindi veramente so che vi ho dato un compito difficilissimo, ma conto su di voi, mi raccomando. Grazie di cuore per essere qui. Mi raccomando, vi ricordo che le votazioni poi saranno solo 2 uscite, quindi ci saranno le ragazze che usciranno in body come prima uscita su valutazione, la seconda uscita sarà con abito elegante. Poi ovviamente se ci saranno dei perimeriti, lì la presidente di giuria dovrà darsi da fare con quel mezzo punto in più che poi deciderà ovviamente la finalista della serata. Ok, allora adesso è il tuo momento, te l'avevo promesso. Sei pronta? Ti passo il microfono? Ce la fai?
Asia adesso vi racconta qualcosina riguardo della storia della Riviera del Brenta, perché ovviamente Riviera del Brenta è storia, arte, cultura, bellezza, abbiamo tutto. Ovviamente noi siamo fortunati sulla nostra terra perché abbiamo un sacco di valori da portare avanti e di andarne fieri ed orgogliosi. Asia, vai, raccontaci qualcosina. Storia della Riviera del Brenta e parte naturalistica. La suggestiva Riviera del Brenta si distingue per il suo straordinario connubio tra bellezze naturali e il patrimonio storico-artistico. Lungo il sinuoso corso del fiume Brenta, tra Venezia e Padova, si susseguono eleganti ville venete immerse in paesaggi rigogliosi, canali serpeggianti e zone umide che ospitano una ricca varietà di specie avifaunistiche. In questo contesto idilliaco si inserisce Campagna Luppia, un comune pittoresco circondato da vaste aree verdi e caratterizzato da un'atmosfera serena e autentica. Il legame con la natura è forte e si riflette nelle attività agricole e zootecniche del territorio. Qui si praticano l'allevamento tradizionale di pesce di valle, suini e bovini, con produzione di salame artigianali, formaggi e latticini di alta qualità. Anche la componente storica di grande rilievo, grazie alla presenza di importanti scavi archeologici e reperti risalenti all'epoca romana, testimonianza dell'antica frequentazione e validità della zona. Il turismo naturalistico e culturale è in continua crescita. Campagna Luppia è il punto di partenza per escursioni verso Venezia, Chioggia, Padova, oltre che per visite guidate all'OSI WWF di Valle Figheri, area protetta di grande interesse ecologico. È stata bravissima e noi ti facciamo un applausone. È tutta oggi poverina che studia, che dice guarda che ho letto un sacco di volte. Brava, ti è venuto proprio bene, complimenti, complimenti Asia. Tu adesso resti qui con me, non andare via, mi raccomando, perché ti do ancora da fare, sai, dopo, non pensare, perché io a una certa età tutto non riesco a fare. Ok, allora diamo il via a questa splendida serata. Ricordo ancora che ovviamente è la 10ª edizione di Miss Riviera del Brenta, nata ancora nel 2015 a luglio, quando tutta la riviera fu colpita purtroppo da quel maledettissimo tornado, ed è da lì che Renato ha pensato di fare qualcosa di veramente unico e meraviglioso. Quindi portiamo avanti ovviamente con forza, mi raccomando, e con orgoglio quello che Renato ha iniziato a fare e ha portato avanti. Quindi sosteniamo la nostra riviera, mi raccomando. Diamo il via al nostro concorso di bellezza con le nostre ragazze che faranno la prima sfilata, non ovviamente in gara, ma giusto per farsi conoscere. E allora io le chiamo qui giù al mio fianco, le nostre Miss candidate per la 10ª edizione Riviera del Brenta. Importantissima Famiglia e Abilità, che si occupa dal 2013 di ragazzi con difficoltà psicofisica per raccogliere proprio fondi. Io ho avuto modo di conoscerli il mese scorso e sono delle persone squisite, quindi meritano ovviamente un applauso insieme alle nostre miss che hanno fatto una prima carrellata, hanno sfidato e hanno mostrato i loro primi sorrisi. Così, un po' di emozione adesso, un po' alla volta scema, non vi preoccupate ragazze, Eccole qua. Andate, vi do il via libera.
con un bellissimo applauso. Piazze, poi li rivedremo una ad una, così la nostra giuria si inizia a fare un po' le idee chiare. Allora, come ti avevo promesso, Asia, adesso noi dobbiamo fare una cosina, cioè ringraziare tutte quelle persone che ci sostengono. Quindi ovviamente iniziamo a parlare di sponsor. Ci stai? Ti va? Uno a uno, lo facciamo uno a testa. Parto io o parti tu? Parti tu? Parto io. Allora, ringraziamo sentitamente i fiori di Villa Katia e poi Butterfly di Anna. Anna è la nostra gioielliera, mettiamo così, colei che ovviamente fa con le sue manine graziose tutti questi gioielli indossati da me e dalle Miss. Continuiamo con Centro Fisioterapico PR. Il Baule Shopping Center. Qua ti devi far portare da papà, perché ci sono un sacco di cose da... Ah, ecco, lo conosci già, come non detto. Autofficina MJ. Veneta Flex. E ancora Idea Sposa by Miriam, di cui indosso questo splendido vestito ciclamino, quindi la ringrazio già da ora. Tabaccheria Fassina Campagna Lupia. E ancora Tecnotire, gommista di Campagna Lupia. E poi Gioielleria Monte Carlo. Continuiamo con Dance and Activity, ovviamente una scuola di ballo che ci terrà compagnia, ci intratterrà con dei balletti, poi più tardi negli intermezzi poi ve li presento con calma. Ancora Agnes Campolongo Maggiore. Ok, Station District, la prossima, Salone Anna, Carrozzeria Damel Tamiazzo, Pixel Viaggi, lo faccio dire a te anche se dovrei dirlo io. Farmacia Campagna Lupia. Di cui saluto tantissimo la nostra Rosa Madella Madei, che è qui questa sera ovviamente con gli amici, quindi è venuta a salutarmi prima, grazie di cuore, un abbraccione grosso. Lo dico perché, apro una parentesi, sono farmacista anch'io, tutto qua, spiffero il motivo. Continuiamo con Panificio Fratelli Moro. Bar Campanto. Gelateria Girotondo. Macelleria Pandolfo Francesco. Hotel Antica Corte Masserini. Marchesini. Dillo. Hotel Antica Corte Marchesini. È andata, era lungo, hai ragione. Banca Annia. Albazzar Campagna Lupia. Dental Team. Roccato Valigera di Campo Arsego. Valigeria di Campodarsego, ci avevamo preso gusto ma li abbiamo finiti, basta, abbiamo detto tutti, li abbiamo nominati tutti. Grazie, grazie Asia per la collaborazione. Allora, una carrellata, abbiamo fatto degli sponsor, quindi un applauso per tutti quanti e grazie veramente a loro che siamo qui questa sera per questa splendida serata. Ok, adesso io un ulteriore grazie lo vorrei dare ovviamente a chi mi ha fatto il trucco, il parrucco, perché ovviamente tanto di merito e tanto di pazienza che hanno avuto con me e che hanno anche con le ragazze, nonché la signora Sonia e Maria Grazia per poi aver portato qui degli splendidi abiti da sposa vintage che vedremo ovviamente in tarda serata come uscita ovviamente delle nostre Miss. Ok, mi sa che ci siamo, datemi qualche segnale. Non ho ancora fatto parlare una persona importante, adesso la devo raggiungere. Asia, tu aspettami qui, io vado. Perché ho parlato solo io e dopo mi dicono che non c'ho più voce a fine serata. Renatino, mi devi dare una mano. Questo è il valletto uomo che ho qui questa sera. Ti porgo il microfono se vuoi dire qualcosina per darmi ovviamente un attimo di pausa. Vai. Buonasera a tutti, buonasera, grazie di essere qui. Grazie a Barbara, grazie a tutti, grazie veramente di cuore perché questa è una finale molto emozionante perché proprio chiude anche quello che è il percorso del 10° anno, nato appunto, come diceva Barbara prima, per una occasione triste e poi è stata, diciamo, trasformato questo concorso in un concorso di promozione. In effetti noi parliamo molto di Riviera del Brenta quando andiamo a fare le selezioni in giro per le altre, diciamo, zone turistiche del Veneto. Non dimentichiamo che il Veneto è una delle regioni più turistiche d'Italia, con oltre 6 milioni di persone che vengono a visitare il Veneto ogni anno. Ecco, abbiamo le spiagge, abbiamo il lago, abbiamo le campagne, abbiamo le montagne, le Dolomiti, la laguna veneta, abbiamo tutto veramente, quindi, e abbiamo la Riviera del Brenta. Non dimentichiamo che anche questa mattina le ragazze hanno fatto
una levataccia, ma ne valsa la pena perché siamo andati col Burchiello, siamo partiti da Villa Foscari Malcontenta, abbiamo navigato lungo il Naviglio, ci siamo fermati a Villa Widman, abbiamo visitato la villa, poi siamo andati a Dolo e da qui poi siamo tornati qui a Campagnaluppia per fare altre cose, altre attività, quindi anche la parte culturale. Bene, non mi resta invece che augurare un in bocca al lupo a tutte le ragazze. Io quello che dico sempre, c'è la vincitrice, ci sono coloro che vincono, che si ricordino tutte che hanno una fascia, quindi sono tutte miss e hanno tutte vinto. Io direi di fare loro un grande applauso, ma davvero col cuore. E poi mi taccio, come si dice al Parlamento, adesso si dice sempre così. Un ringraziamento lo faccio invece a voi genitori, perché posso dire, conoscendo le ragazze, che avete davvero distribuito tanta veramente educazione, quindi bravi e grazie di cuore. Un applauso anche a te Renato che hai dato questa opportunità a queste splendide ragazze, mi hanno parlato tantissimo di te dicendo che veramente ti sono grate perché insomma non è da tutti accoglierle così con tanto affetto, con tanto amore e ovviamente anche con un po' di insegnamento, quello ci sta sempre insomma, quindi un grazie di cuore anche a te e a Chiara, la tua figlia che ovviamente segue tutto, bravissima ovviamente a puntino e ti bastò, sì ti bacchetta, lo so, l'ho vista. Allora io intanto prendo posizione, ancora grazie ai nostri giurati che ovviamente intervisto più tardi, faccio dire due paroline anche a loro di ringraziamento. Noi intanto siamo pronti a partire, ho voluto stemperare un po' di emozione ovviamente per le nostre miss che sono già pronte a sfilare in body nero, quindi ricordo prima valutazione, quindi giurati attenti alle fasce, attenti ai numeri, io adesso le chiamerò una ad una così ovviamente prenderanno la loro valutazione con la loro prima sfilata. Asia, io poverino non ti faccio star qua in piedi perché mi dispiace, raggiungi pure papà, poi io ti chiamo, va bene? Grazie intanto dell'aiuto. Fai la passerella pure tu, ecco la nostra Asia che sfila, vai, goditela tutta! Questa piccola miss, grazie di cuore anche a papà che me l'ha messa qua a fianco. Ieri l'ho torturato di telefonate e ho detto o me la dai, insomma me la presti perché da sola non ce la fo. Ok, partiamo ragazze, io non vi vedo ma so che siete pronte. Parte la numero 1 in gara, Veronica Cecchin, età 22. Andiamoli con un applauso. Buonasera a tutti, io sono Veronica, ho 22 anni, nella vita sono un'addetta alle vendite, vengo da San Martino di Lupari e niente, divertitevi, una buona serata. Grazie, anche a te, bellissima partenza. Anna Peraro, età 15, giovanissima, sentiamo cosa ci dice Anna. Mi chiamo Anna, ho 15 anni, provengo da Piave di Sacco e ho vinto la fascia Miss Carrozzeria Daniel Tagnazzo 2025. Bravissima, ecco, la lasciamo sfilare con calma. Tessari, età 24.
ho 24 anni, vengo da Casello Tivoli, un piccolo paesino in provincia di Treviso. Ho vinto la fascia di Miss Studio Fisioterapico alla terza edizione di Miss Riviera del Brenta. Sono laureata in criminologia e lavoro come barista. Benissimo. Grazie Beatrice. Continuiamo con Elisa Cristiato, età 19. Buonasera giuria, io sono Elisa, ho 19 anni e vengo da Casier in provincia di Treviso. Nella vita sono una studentessa di farmacia all'università e sono la prima classificata della prima selezione del 2025 con il titolo di Miss Noel. Grazie mille, buona serata. Con la numero 5 e numero 6 che ci raggiungono qui. Guardo e il mio cuore è aperto. 5 Martina Maso, età 26. Resto fermo ma dentro corro, ogni tuo passo è un colpo al petto e non so più se voglio restare o andare. Grandissima. Buonasera a tutti, io sono Martina Maso, ho 26 anni, vivo a Oriago, nella vita lavoro come commessa in un supermercato e con la seconda selezione ho vinto la fascia by Chiara Perale, Miss Voice by Chiara Perale. Grazie a tutti e una buona serata. Grazie a te Martina. La passerella è tua. Gelosia. I nostri giurati proprio sull'attenti. La musica mi tiene in piedi, ma tu sei il ritmo che mi manca. Ogni sguardo che non è mio è una nota che suona nel cuore. Ed è numero 6, Andrea Denise Andronovic, età 16. Buonasera a tutti, io sono Denisa, ho 16 anni, vengo da Trebaseleghe e sono in finale con la fascia di Miss Salone Anna. Grazie a tutti e buona serata. Poi non tornare indietro, non chiedono mai se amore o solo gelosia. E se ti perdo in questo beat, lasciami almeno un ricordo, un frammento di noi che non svanisce all'alba. Questa notte si spezza Pronte sono la numero 7 e la numero 8. Andiamo dalla numero 7, Aurora Segato, età 17. Piacere a tutti, sono Aurora, ho 17 anni, vivo a Cazzago e nella terza selezione sono riuscita a vincere Miss Tecnotire e vi auguro una buona sera a tutti quanti. Passiamo alla numero 8, Martina Bressanello, età 18.
Buonasera a tutti, buonasera giuria, io sono Martina, ho 18 anni e vengo da Treviso. Le mie passioni più grandi sono la recitazione e la moda e ho vinto la fascia del ristorante La Cucina di Crema alla seconda selezione. Grazie. Eccole qui che ci raggiungono. Siamo alla numero 9, Elisa Enache, età 21. Buonasera a tutti, sono Elisa, ho 21 anni e vengo da Scorzè in provincia di Venezia. Sono una studentessa al terzo anno di medicina e chirurgia e ho vinto la fascia di Miss Farmacia Campagna Luppia. Grazie. Continuiamo con la numero 10, Claudia Callegaro, età 18. Buonasera a tutti, sono Claudia, ho 18 anni, vengo da Campagna Luppia. Nella vita studio ancora presso l'Istituto Cesare Musatti di Dolo e ho vinto la fascia di Miss Veneta Flex 2025 alla prima selezione. Buona serata a tutti. Ti guardo negli occhi per 5 secondi E siamo a metà gara. Passiamo alla numero 11 e 12. Andiamo alla numero 11, Alessia Gusella, età 20. Buonasera a tutti, sono Alessia, ho 19 anni e sono una studentessa. Attualmente lavoro come cameriera e con Miss Riviera del Brenta ho vinto la fascia di Miss Idea Sposa by Miriam. Grazie. Passiamo a Sara Feltrin, età 20. Buonasera, sono Sara Feltrin, ho 20 anni, ho vinto la fascia come Miss Giavera del Montello 2025. Nella vita studio all'Università di Padova e il mio sogno è diventare una professoressa di italiano.
preparo la 13 e la 14. Altra splendida coppia che ci raggiunge. Conosciamo Gioia Cavallari, età 16. Buonasera a tutti, sono Gioia, 16 anni e vengo da Fiesta d'Artico e nella vita sono una studentessa e alla terza selezione di Miss Riviera del Brenta ho vinto il primo posto come Miss St. Beach Club 2025. Grazie mille, buona serata. E passiamo alla numero 14, Vanessa Galli, età 18. Buonasera a tutti, sono Vanessa, ho 18 anni e vengo da Agno, un paesino in provincia di Padova. Nella vita studio al liceo artistico moda e alleno una scuola di patinaggio e sono Miss Campolongo Maggiore 2025. È una sensazione, come una tentazione di dissoluzione oceanica. Vieni via con me su questa onda gigante. E si prepari un'altra coppia, 15 e 16. Angelica Levorato, età 19. Ciao a tutti, sono Angelica, ho 19 anni, vivo a Novale e nella vita sono una studentessa al secondo anno di marketing e global commerce e faccio la barista. E scende la numero 16, Marianna Cordani, età 15. Ciao a tutti, sono Marianna Cordani, ho 15 anni, vengo da Rovigo, devo iniziare il secondo anno del liceo linguistico e ho vinto la fascia di Miss Colombino. Si prepari la penultima coppia, 17-18.
Camilla Busato, età 17. Ciao, sono Camilla, 17 anni, abito a Milano, studio grafica pubblicitaria e ho vinto la fascia Miss Fioreria Villa Katia. Cuando no esté, así que acumulemos recuerdos cada vez que el labio te muerdo me empuja y me pega a la pared, mirándonos fijamente como en una última vez. Sé que estudiarla usa y me usa su mente. E mi raggiunga Emma Castello, età 19. Buonasera a tutti, mi chiamo Emma, ho 20 anni e vengo da Piovene, un paesino in provincia di Vicenza. Quest'anno ho finito il mio percorso scolastico ad un indirizzo tecnico e ho vinto il titolo di Miss Anteas Capolongo Maggiore alla terza selezione. No sé ni qué pensar, ya sé por qué todo me sale mal. Mentí diciéndote que era leal, siendo un amor real. Le pido a Dios me pueda perdonar. Quiero que te Chiamiamo l'ultima coppia, 19-20 a chiudere la prima sfilata in body. Diana Saric, età 20. Cosa di te? Mi chiamo Diana, ho 20 anni, vengo da una provincia di Treviso e ho vinto la fascia Miss Panificio Fratelli Moro. E continuiamo con la numero 20, Milena Mazzucchelli. Ciao a tutti, mi chiamo Milena, ho 15 anni, vengo da Viconovo e ho vinto il titolo di Miss Autofficina MJ nella terza selezione di Miss Riviera del Brenta. giudici hanno valutato, ringraziamo queste splendide ragazze e mi sono scordata di ringraziare un terzo fotografo, t'ho visto sai Marco, ci sei anche tu, grazie perché 3 è meglio di 2.
No, te non ti nomino Massimo. Non fai testo, via. Tu sei solo da supporto in più, così, via. Anche Massimo è un amico che mi fa le foto questa sera, l'ho incaricato a dovere. Allora io prendo un po' di tempo così stemperiamo un pochino le emozioni che ci sono dietro le quinte per conoscere ovviamente la nostra giuria. Io partirei ovviamente dal nostro presidente di giuria, quindi la nostra Roberta Vaianello, consigliera regionale. Roberta, faccio dire qualcosina a te, assolutamente. Buonasera a tutti, io ringrazio per l'invito tutti gli organizzatori di questa 10ª edizione, che è molto importante perché come tutte le altre qui si sposa l'eleganza, la bellezza, la solidarietà, e perché non dobbiamo dimenticare proprio perché lo scopo per il quale è nata la prima edizione e continua ad esserci in ogni edizione. Porto i saluti del Presidente Zaia, vi ringrazio, faccio un in bocca al lupo a tutte le ragazze, ringrazio anche tutti gli organizzatori, lo staff e tutta la giuria che con me oggi e questa sera ha un impegno importante, e tutti voi che siete qui in questa calda estate a guardare con noi le bellezze di queste ragazze. Grazie. Benissimo, grazie a te Roberta. Colgo l'occasione perché ce l'ho proprio qui davanti per salutare i miei amici di Venice Marathon, il nostro consigliere qui Ivano Sacchetto. Non ti faccio parlare, Ivano, tranquillo, non ti emozionare, lascio parlare le donne questa sera. Volevo solo fare una cenno a Venice Marathon perché la ragazza che verrà eletta questa sera, Miss Riviera del Brenta 2025, ce la porteremo sul palco di Stra quest'anno il 26 ottobre 2025 per la 39esima edizione di Venice Marathon. Quindi ringrazio veramente tutti gli amici che sono qui insieme ad Ivano a rappresentare Venice Marathon questa sera, quindi un plauso anche a loro. Allora, visto che non parla Ivano, faccio dire due parloline a Sara, che a lei la lingua non manca e quindi ovviamente ci saluta anche lei. Vai Sara. Beh, la lingua e la penna anche, per fortuna. Addirittura, devo stare in piedi, va bene. Io amo sempre dire una cosa e ricordarla, il come è nato questo contest e il fatto che in realtà è l'unico a cui io partecipo sempre e sempre volentieri. La nostra Riviera del Brenta, ma il tornado che 10 anni fa ci ha colpito e che Renato ha avuto questa bellissima idea di unire la Riviera del Brenta, di unire la parte cultura, turismo, la bellezza con la solidarietà. E infatti ricordiamo insomma che quest'anno sarà Famiglia-Abilità a ricevere insomma il ricavato, quindi grazie a tutti, grazie a voi che siete qua. Grazie a te Sara per questo intervento. Ci tenevo a far parlare ovviamente anche il consigliere comunale di Campagna Lupa, Daniela Tassello, a dire due paroline proprio di saluto. Daniele Tassetto, buonasera a tutti, benvenuti a Campagna Lupia e porto i saluti del sindaco Nattini e dell'amministrazione. Qui stasera è proprio difficile scegliere per piccoli particolari, è proprio difficile scegliere dare i voti. E niente, ringrazio Renato e farei un applauso a Renato perché tutto quello che ci mette, anche a Deborah, perché tutti gli anni facciamo i calendari, iniziative che propone, l'anno scorso per Rifugio Mamma Rosa, e niente, vi porto i saluti dell'amministrazione e vi ringrazio per la serata. Grazie a te, comunque non sei solo a scegliere per fortuna di una compagnia di validi alleati qui, gli altri ovviamente li farò parlare più tardi, facciamo un pochino alla volta, ci dividiamo un pochino i compiti, anche perché le nostre ragazze fremono ovviamente a sfilare per la seconda volta, quindi abito elegante, seconda sfilata da valutare ovviamente. E quindi i nostri giurati dovranno dare un punteggio da 1 a 7, vediamole una ad una queste ragazze che sono pronte lì dietro, che fremono. Walter, sei pronto? Vedi che io ti intento ogni tanto, ti sveglio così perché ti vedo troppo concentrato. Io, sai che a me viene proprio da ballare questa sera, cioè complimenti per la musica, veramente, cioè io non me l'aspettavo tutto questo sound. Un applauso al nostro DJ. Non è che hai un ventilatore qua dietro, Walter, per noi? No, niente, non te l'hanno dato, non te l'hanno fornito, stiamo al caldo noi, ok? Va bene, andiamo avanti così. Ok, allora le chiamiamo le nostre ragazze ovviamente per la seconda uscita in abito da sera.
Coppia, età 22, lo ricordo. Continuiamo con la numero 2, Anna Peraro, età 15. Beatrice Tessari, età 24. Passiamo al numero 4, Elisa Carestiato, età 19. Prossima coppia, numero 5 e numero 6. Andiamo con la numero 5, la nostra Martina Maso, età 26.
13. È pronta la prossima coppia, 7 e 8. Aurora Segato, età 17. Passiamo poi alla numero 8, Martina Bressanello, età 18. Music on my radio. Another trip that's just. Ti chiamo qui con me, la numero 9 e la numero 10. Andiamo con la numero 9, la nostra Elisa Enache, età 21. E passiamo alla numero 10, Claudia Callegaro, età 18. Altra bellissima coppia, la numero 10 e la numero 11. Preparati, è la musica. Allora, la numero 11, Alessia Gusella, età 20.
Passiamo alla numero 12, Sara Feltrin, età 20. Adesso con i numeri ci siamo, la numero 13 e 14. Partiamo dalla numero 13, la nostra Gioia Cavallari, età 16. Vanessa Galli, età 18.
chiudere, numero 17 e 18. Abbiamo dalla numero 17 Camilla Busato, età 17. Numero 18 Emma Castello, età 19. Numero 19 e 20. Partiamo da Diana Saric, età 20. To make my dreams come true, you are the one, I need no other. E chiudiamo con la numero 20 Milena Mazzucchelli, età 15. Don't you pretend that you never saw me. Don't be afraid to say. Ecco, chiudiamo con un bellissimo applauso veramente per tutte queste 20 bellezze che hanno sfilato qui questa sera. Quindi i nostri giudici sono lì pronti, no? A dare l'esito finale, quindi li vedo tutti concentrati, non li disturbo assolutamente, ci mancherebbe. Vi lascio tutto il tempo per pensare, Intanto io volevo cogliere l'occasione per ringraziare ancora innanzitutto questi splendidi fiori di Villa Katia che sono qui a decorare tutta la nostra location, quindi grazie veramente a Katia per il gusto squisito che ha ogni volta di allestire le nostre passerelle.
per ringraziare poi Station District e Idea Sposa by Miriam, ovviamente, che hanno vestito me e tutte queste splendide ragazze, i nostri fotografi, nonché Renato ovviamente, che è sempre attento ad ogni dettaglio. Sì, anche tu sei coinvolto nei ringraziamenti assolutamente, e i nostri fotografi che hanno colto ovviamente tutti gli scatti, quindi ecco, abbeveratevi, hanno fatto troppa fatica questi ragazzi, sì, parlo proprio di voi. bravi, ce l'avete messa tutta. È giunto il momento invece, molto molto atteso, di presentare una scuola di ballo, coloro che daranno un po' di respiro a questa serata di innovazione, perché Dance and Activity di Fossò è una realtà molto affermata, rappresenta le nuove tecniche di allenamento sia nel campo del fitness, della ginnastica e anche del pilates, con molteplici corsi suddivisi in intensità a cura del dottor Davide Turrin e della maestra Veronica Volpato, coreografa, produttrice televisiva e ballerina professionista in Italia e all'estero. Potrete intraprendere percorsi di studio di danza classica, moderna, Bollywood, balli dance e reggaeton. Dai 3 anni all'avanzato, ovviamente i corsi sono per tutti, dall'avviamento fino ovviamente ai livelli professionali. Grazie alla continua formazione di master e di ricerca dei nostri fondatori Davide Turrin e la nostra maestra Veronica Volpato, Dance and Activity si contraddistingue con professionalità e personalità, che adesso vedremo ovviamente sul palco come prima uscita. Attività ovviamente in beneficenza che ovviamente loro fanno, anzi con eventi televisivi ed eventi sportivi, quindi sono coinvolti proprio a raccogliere fondi, quindi grazie anche a loro per tutto ciò che fanno per varie ed eventuali ovviamente associazioni. Recentemente è stata anche riconosciuta con eccellenza veneta presso la Regione Veneto proprio la capacità di questa scuola di danza, che io voglio chiamare qui ovviamente in passerella sul palco con me, Dance and Activity, che ovviamente si esibirà con una prima presentazione di danza classica. Il nome, le lasciamo il suo spazio, vai! Ce lo dici il tuo nome? Camilla. Sei meravigliosa, Camilla. Ti lascio ancora spazio per il secondo pezzo. Vai. Hai preso respiro? Vai.
qua, Walter, non mi volevi più far parlare, lo so che è colpa tua. Volevi mettere su la tua musica e hai detto questa la tacciamo. Ma ci sei riuscito. Un applauso al nostro Walter, forza, vai, coraggio. Allora, io volevo ringraziare sentitamente Giulia e Federico, che ovviamente hanno accompagnato le nostre ballerine, che comunque poi vedremo in seconda battuta, perché non ci abbandonano ma ci terranno compagnia per tutta la serata. Allora, adesso noi siamo pronti per partire con un'altra, ovviamente, uscita delle nostre Miss. È il momento, infatti, di farle sfilare per un importantissimo sponsor che abbiamo qui questa sera con noi, ovvero Station District, quindi la nostra Miriam, ovviamente, che ci veste ovviamente di tutto punto. Vediamo se le nostre ragazze sono pronte. Se mi danno un cenno, le facciamo sfilare, le facciamo uscire. Ricordo che ovviamente è un'uscita, una sfilata fuori ovviamente voto, fuori giuria. A partire ad aprire, sì, ci siamo, le chiamiamo le nostre Miss.
Station Dick Street di Cristina, quindi grazie veramente di cuore. Paolo, ti lascio un po' di respiro, dai, siediti, bevi qualcosa, rilassati, che mo adesso ci prendiamo un'altra bellissima pausa. Abbiamo sempre la nostra scuola dance, la nostra scuola di ballo, ovviamente ricordi Scorzè, quindi che ci ha raggiunto qui questa sera, ovviamente con un'ulteriore uscita, quindi adesso ci delizieranno con un altro sound, con un altro tipo di musica, dalla classica a qualcosa di un po' più movimentato, saliamo anche un pochino con l'età, quindi aspettiamo un'ulteriore loro dimostrazione ovviamente, per prendere spunto, per invogliarci a partecipare, ad essere un po' ballerini anche noi, questa sera e magari anche nella vita. Li chiamiamo qui Dance and Activity. Vedete tutti i corsi che fanno e ovviamente tutte le dimostrazioni di queste bellissime ragazze.
bravissime. Avete entusiasmato anche Walter, ve lo dico. Bellissime. Veramente, veramente complimenti. Dance and Activity le rivediamo dopo, non è finita qua, ve lo dico. C'è una terza uscita poi di loro. Allora, è giunto il momento poi per un'ulteriore uscita delle nostre Miss. Le rivediamo in passerella, le rivediamo sfilare in maniera molto più tradizionale e elegante, mettiamola così, ovvero con i nostri abiti da sposa. La prima sfilata sarà, ve lo dico, ve lo anticipo, con gli abiti da sposa vintage. E quindi, grazie alla nostra Sonia e Maria Grazia, 11 delle nostre bellissime ragazze sfileranno con questi vestiti da sposa âgé, mettiamola così. Io le aspetto qui, pronte ovviamente a sfilare e a mostrarci, ad iniziarsi con questi bellissimi abiti da sposa. Ringrazio Sonia e Maria Grazia.
di abiti da sposa con le nostre miss. Ringraziamo ancora la nostra Sonia e Maria Grazia per aver fatto sfilare queste splendide 11 ragazzi con i nostri vestiti vintage. Volevo dedicare qualche secondo di silenzio e un pensiero particolare alla nostra Katy, che doveva essere qui con noi questa sera e che invece ci segue da lassù. Katy, un abbraccio enorme e grazie. Continuiamo la nostra carrellata di abiti da sposa con Idea Sposa by Miriam.
E abbiamo concluso questa meravigliosa sfilata di abiti da sposa by Miriam, lo ricordo, quindi veramente un grosso applauso a questi splendidi abiti che hanno incantato veramente il pubblico e me compresa. Veramente bravissime anche le nostre ragazze nel portamento, perché non facile a portarli tutti così con disinvoltura. È arrivato un altro magico momento, ovvero di nuovo la nostra scuola di ballo. Venite, venite ragazze, così mi fate compagnia nel mentre che io vi annuncio Dance and Activity che ci delizia ancora con un ulteriore pezzo. Abbiamo il Modern, se non sbaglio, quindi a voi lo spazio per questa esibizione meravigliosa a chiudere quasi la serata, quindi lo spazio è vostro. Every glance a promise. Tell me this isn't just a game, that there's something worth saving. But your silence is louder than 1,000 shouted words. Under my skin, under my skin, flows the rhythm that holds us close. Tonight, that tomorrow will be real, but your gaze is a riddle that I can decode. Under my skin, under my skin, flows the rhythm that holds us close. Between the lights and the shadows, we're a fire that never fades. Under my skin, lost, give me at least your breath, a heartbeat true that takes me far from here. Under my skin, under my skin, flows the rhythm that holds us close. Between the lights and the shadows, we're a fire that never fades. Under my skin, we're the sound that never lies. Whether it's love or just desire, we'll find out slowly. Ricordo che Dance and Activity mette a disposizione un buono ovviamente offerto da Veronica Volpato per tutte le nostre miss, mentre per le fasciate è un buono valido per un mese gratuito presso la palestra Dance and Activity. Quindi ancora un immenso grazie a questa scuola di ballo e alle brevissime ballerine che ci hanno deliziato questa sera, dalle più piccole alle più grandine. Grazie, grazie ancora ragazze. Allora, siamo giunti quasi alla fine, i risultati ci sono, ma
volevo prendere ancora un attimino di respiro, ovviamente. Ci sono delle monetine qua, ecco, avete disseminato i gioiellini dei vestiti. Eccoci qua. Renato, e allora, diciamo due paroline. Vi è piaciuta la serata? Allora il mio 3 scatenate l'inferno. 1, 2, 3. Bravi! E allora io direi di fare un grande applauso a questa immensa, anche se non è grandissima, è una piccola, ma nella piccola ci sta il vino buono, come sempre, Barbara Borella! Bene, e volevo ringraziare di cuore Walter, il DJ, che ci dà la voce, ci ha dato questo magnifico impianto luci, e volevo ringraziare anche un amico che ci è venuto a trovare per il 3° anno consecutivo, poi tu spiegherai meglio, e parlo di Enrico Pegoraro, che è qui con noi questa sera e che rappresenta... Dov'è? Ah, vai a prenderlo tu? Ok, io lo prendo. Vuoi fare la scalinata? Dai, fai la scalinata! Vai su e fai la scalinata! Dai, vai su, così facciamo le cose per bene. E allora vi dico che Enrico è da 3° anno che ci porta un concorso nazionale che si chiama Miss e Mister Europa, e viene qui proprio per scegliere tra le nostre Miss 5 finaliste per portare al Lido Adriano, in provincia di Ravenna, quest'anno cadrà il 26-27 di settembre, e non si sa mai che una delle nostre finaliste sia anche la vincitrice. Eccoli qua. Allora facciamo un applauso a Barbara Borella ed Enrico Pegoraro. Ma che bello, come scendi bene la scala, come scendete. Oh, io mi meraviglio ancora perché sarei ancora un bravo presentatore. Io ho presentato per tanti anni qui a Campagnaluppia, dalle gare di sport alle sfilate di moda, poi in giro per il Veneto. Ho fatto carnevali, ho fatto un sacco di cose, mi manca un po' la presentazione, però insomma dai, ogni tanto prendo lo spunto e così parlo anch'io. Grazie, io lascio la parola a loro perché devi darci i tuoi giudizi, e signori, loro, sì certo, ovvio che prima bisogna che scendano le ragazze, ma lui ci porta ben 5 fasce per 5 finaliste di quel concorso Miss e Mister Europa. Io infatti passo parola ad Andrea, che sicuramente per me è stato un ottimo valletto, quindi assunto per il prossimo anno lo rivoglio. mi ha dato il ritmo giusto, veramente scalino dopo scalino, quindi veramente bravissimo, hai un ruolo nuovo da quest'anno, ti passo parola. Grazie Barbara, grazie a Renato che per il 3° anno consecutivo sono ospite insomma in questa bellissima finale di Miss Riviera del Brenta. E niente, però noi prima di premiare dobbiamo chiamare le ragazze, quindi lascio a te questo compito perché sei te la presentatrice ufficiale, quindi non vorrei mai rubarti il lavoro, sai che poi insomma non va bene. E che la voce di un uomo fa sempre più effetto, magari ti ascoltano meglio, ti sentono di più. Allora io intanto le convoco qui giù con me, ovviamente le nostre 20 Miss, le accogliamo di nuovo con un mega applauso.
Yo, il sole picchia, la città si sveglia, occhiali scuri, musica che brilla. Benvenuto dove il tempo si ferma e il ritmo ti prende senza chiedere permesso. Scendo dall'aereo con il vento in faccia, palme che danzano, gente che abbraccia, la spiaggia chiama, il beat risponde e ogni passo è un film che si confonde. Qui non si dorme, si sogna ad occhi aperti, tra mojito e sorrisi sinceri, la notte giovane, il cuore in festa. Erika Grigio, Miss Riviera del Brenta 2024, che cede questa sera la corona e la fascia. Fianco, Alessia Corrò. Che esplode. Anche Alessia ha un suo compito questa sera, quindi passo il microfono. Buonasera a tutti. Volevo dare la conclusione ad un percorso questa sera molto importante che è cominciato dalla prima selezione e termina qui questa sera con la finalissima. Sto parlando del contest fotografico che ha avuto luogo in tutte le selezioni organizzate da Miss Riviera del Brenta e volevo quindi consegnare gli attestati ai partecipanti del contest fotografico che chiamo qui, che sono Davide Dalla Pria e Narciso Laurenti, a cui farei un grandissimo applauso. Perché è stato un percorso molto lungo e non è stato facile valutare le foto di entrambi, perché devo dire che siete stati veramente fantastici. Le foto sono state meravigliose di entrambi, però abbiamo dovuto dare delle valutazioni soprattutto per quanto riguarda i parametri che erano stati stabiliti, quindi la qualità, anche il contesto, la forma, e quindi basandoci su queste valutazioni che avevamo detto per tipologia di foto da 1 a 5, siamo giunti alla conclusione di un vincitore. Ringraziamo quindi Davide che ha vinto questo contest fotografico. E a cui lascio anche il premio di questa sera. E riceverete le valutazioni che sono già all'interno scritte e con sé anche all'interno delle valutazioni trovate dei piccoli suggerimenti, dei piccoli consigli sotto ogni foto, in modo che possiate migliorare il vostro talento. Mi raccomando, non smettete mai di crederci e soprattutto continuate così. Forza ragazzi! Sicuramente più brava. No, grazie, splendida davvero, e grazie veramente ai nostri ragazzi per essere stati qui con noi. Bravi, avete guadagnato una mega premiazione questa sera, portatevela a casa, tenetevela cara. Passiamo ad altre premiazioni, perché qua il Freme non vede l'ora, è tutta la sera che mi rompe le scatole, quando è il mio momento, quando è il mio momento. E questo è il tuo momento, ti passo il microfono. Grazie Barbara. Allora, a proposito di talento, visto che abbiamo appena premiato delle persone talentuose nel mondo della fotografia, tante volte mi chiedo cos'è il talento. E il talento è quella predisposizione naturale che ogni persona ha, è innata, e in questo caso parliamo del settore moda e spettacolo. Quindi ho pensato di premiare per la finale nazionale, apro lo schermo, vediamo, devo digitare, ho già fatto tutto, no guarda, riesco a far tutto, quindi premiamo la numero 18 Emma Castello, la numero 3 Beatrice Tessari, la numero 7 Aurora Segato, la numero 8 Martina Bressanello ed infine la numero 15
Angelica Levorato. E adesso faccio tutto. Premio fascio. Fai tutto tu, super efficiente questo ragazzo questa sera. Queste meravigliose ragazze, vi siete meritate la prima fascia della serata, eh? Allora, le facciamo un po' avanzare per la foto di rito. Eccole qui. So che è anche prevista una busta omaggio da parte di Dance Activity. Federico, so che devi omaggiare, poi faremo delle foto ufficiali appunto nel frattempo. Queste sono le 5 ragazze che ho pensato di premiare appunto per le finali nazionali del 26, 27 e 28 settembre al Lido Adriano in provincia di Ferrara. Ravenna, scusa, Ravenna. Ho sbagliato, ma fa parte del gioco. Ma Renato, ci sarai anche tu? Prenotato, Barbara? Assolutamente sì. Abbiamo premiato anche con la busta, poi ragazze facciamo le foto di rito, vi chiederò un paio di dati, insomma. Barbara, io me ne vo'. No, non te ne vai, ancora un minuto. Ragazze, sotto l'arco facciamo gli ultimi scatti con il nostro patron, che saresti tu, vai. Gustatele queste ragazze, queste miss, guarda, quando ti ricapita una serata così? Ma questo è particolare, dai. In mezzo, al centro. Mentre l'estate ci brucia le mani, siamo riflessi di quello che eravamo. Se gira il karma tornerai domani. Se gira il karma tornerai. Bravissime ragazze, complimenti di cuore. Ecco, adesso puoi andare. Vai, esci di scena. Benissimo, allora Renato ti passo un secondino parola, sai tu cosa devi fare adesso? Io ho bisogno di un minutino di tempo. Allora, abbiamo premiato già intanto le 5 finaliste nazionali di Miss e Mister Europa e si sono riposizionate perché quelle sono extra, quindi potrebbero anche ricevere un'altra fascia, non si sa mai, quindi si sono riposizionate per bene. Adesso, eccoci qua, sì, in effetti, Chiara passerà, Chiara e Luca passeranno per ognuna di voi, perché abbiamo pensato, noi di Miss Riviera del Brenta, quest'anno è giusto che tutte vadano a casa con qualcosa, con un nostro ricordo, oltre alla fascia, quindi avanti ragazze. Quindi tutte ricevete un piccolo omaggio, un piccolo premio da parte di Miss Riviera del Brenta. C'è il vostro nome sopra, lì ci sono ricordi, ci sono bracciali, ci sono buoni sconti, c'è un po' di tutto, quindi godetevi un po', poi ce n'è uno anche per Elena. Se gira il karma tornerai domani. Preparo per le premiazioni, ragazzi del pubblico. Noi inizieremo a premiare dalle fasce extra, poi andremo con la quinta, la quarta, la terza, la seconda e ovviamente scopriremo chi sarà Miss Riviera del Brenta 2025. Faremo con lei qualche foto, poi la dovremo rapire e la riportiamo su per 4 minuti. Per 4 minuti. Eccola qua, ripasso la parola a Barbara. Allora Renato, prima del momento diciamo clou della serata, volevo ringraziare di nuovo tutta la nostra giuria che è stata qui con noi questa sera, veramente un grosso applauso a tutti quanti.
grazie di cuore per averci dedicato il vostro tempo, per noi veramente preziosissimo, quindi vi ringrazio personalmente uno a uno e Renato ovviamente poi li abbraccia tutti, vero Renato? In seconda serata, via, preparatevi, Renato si dedica a voi. Ok, ci siamo, i nostri fotografi sono pronti, sono sul piede di guerra lì, il nostro Walter è pronto, il nostro DJ, ringrazio ancora tutti gli sponsor, in modo particolare ricordiamo questi splendidi fiori di Villa Katia, ovviamente che hanno abbellito questa splendida location, quindi ringrazio l'amministrazione ovviamente di Campagna Lupe che ci ha ospitato a questa splendida villa ovviamente, quindi speriamo ovviamente di rivederci al più presto. Intanto andiamo avanti con la serata perché le ragazze le vedo veramente fremere, quindi sono in ansia, non voglio crearvi ulteriori shock assolutamente. Volevo solo far dire due paroline ad Erika, che prima non ho avuto modo, adesso ti tocca Erika, ti tocca, dai, vieni in centro con me un secondino, dai, io voglio che un po' ci racconti cosa è successo quest'anno per te, cosa è stato il 2024 per te. Il 2024 per me è stato un anno molto impegnativo, molto emozionante e di certo un anno che non dimenticherò facilmente, anzi non dimenticherò proprio. Ho passato tante avventure assieme alle finaliste di Miss Riviera del Brenta, assieme a Renato, che mi ha fatto passare dei bellissimi momenti. Ho vissuto delle belle esperienze e mi mancheranno parecchio. Ma tu ci sarai sempre con noi Erika, al nostro fianco, assolutamente, non ti facciamo andare via, non ce la facciamo scappare questa bellezza, assolutamente no, direi. Grazie Erika, veramente lo facciamo un in bocca al lupo insieme alle nostre finaliste, vai! In bocca al lupo ragazze, siete tutte stupende, quindi avete già vinto. Brave, sì, questo è fondamentale, avete già vinto tutte, è vero, è vero. Io le ho seguite ovviamente tutto il pomeriggio, quindi veramente l'emozione era tanta, però sono splendide veramente tutte quante. La cosa che mi ha fatto più ridere, mi ha detto, mi raccomando Barbara non farci parlare, perché erano così emozionate e ovviamente ho lasciato ovviamente sfilare loro con la loro bellezza e la loro eleganza. Ok Renato, siamo pronti, partiamo almeno per le fasce extra, perché il tempo stringe, quindi io direi fasce extra, partiamo con Miss Piove Moda 2025, premia, sì mi serve un valletto che mi tenga i fogli, se no non ce la faccio, eccolo qui, allora, scelta dallo staff Piove Moda, aprirà la sfilata 2026 di Piove Moda il 1° giugno 2026, premiano Luisa Gasparin, Ilaria Spinello e Andrea Ferrara. Premio offerto dai commercianti di Piove di Sacco e Fioreria Villa Katia. Ecco che si preparano, che prendono posto. Ebbene, allora si prepari la numero 19, Diana Saric. Qui che sfila per l'ultima volta in occasione di questa meravigliosa fascia vinta. Diana, fai la passerella per noi, dai che ti vediamo. Complimenti. Altra fascia extra, Miss Social, scelta dallo staff Miss Riviera del Brenta sulla base dei like Instagram, premia Fabio Olivieri. Un applauso. Allora, Miss Social è stato un percorso con dei video, come avete visto,
poi praticamente è stato stoppato ad una certa un giorno così dove era stato prestabilito ed è stata fatta una media tra i like, quindi mi piace, tra le visualizzazioni ma anche tra i picchi. Praticamente se andate a vedere ci sono i picchi delle interazioni con i video, quindi vince la numero 10, Claudia Callegaro. Adesso sì che corre di corsa a prendersi la fascia, hai visto? Che svelta! Della canzone che mi hai detto? Com'è? Bravissima, una passerella anche per te. Miss Riviera Star. Miss Riviera Star. Grazie Claudia. Altra fascia extra, siamo arrivati alla fascia extra Miss G di Ferro Team, scelta dallo staff dell'omonimo blog. Premiano Giulia Orbinati, che chiamo qui al mio fianco, e Beatrice Tomada. Eccole qua le nostre bellezze. Vi lascio parola, Grazie mille Chiara, grazie mille. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Barbara, scusa, ero abituata. Perdonami. Buonasera a tutti, io e Beatrice questa sera abbiamo voluto premiare una ragazza, se tu sei d'accordo, che secondo noi potrebbe avere un bel futuro, molto promettente. Volevamo chiarire un punto: Beatrice è stata l'ultima fasciata IG di Ferro Team che ha preso la fascia qua a Riviera del Brenta, fascia che lavorava, quindi di solito la fasciata IG di Ferro Team guadagna anche l'anno di lavoro. Per varie vicissitudini questa cosa non si fa più. Però ci riserviamo dal fatto di chiamarla se serve, però volevamo essere precisi che dopo non venissero fuori problemi. Comunque vince l'intervista, le foto, tutto quanto, e magari, chissà, ogni tanto, se siamo buone. Io sì, io sono un po' più cattiva, però possiamo vedere magari se ogni tanto può venire con noi. Vi do la parola. Ebbene, allora siamo pronti a capire chi è la nostra Miss G di Ferro Team 2025. Si prepari a raggiungersi la numero 20, Milena Mazzucchelli. Un applauso, eccola qui. Bellissima anche questa passerella. Allora, io sono cattivella, vi lascio ancora un po' in suspense perché ho qui dietro dei ragazzi Dance and Activity, venite qui, che vogliono giustamente, come detto prima, consegnare delle buste, dei buoni a tutte le nostre ragazze. Ovviamente ve le siete meritate, quindi vi venga voglia di frequentare la palestra, di darvi alla danza. Veramente fatelo, perché ovviamente loro sono così carini ad avervi portati questi buoni, quindi prego, a voi la consegna delle nostre Miss. Ok, non avete voglia di fare la scala? No, non facciamo man mano. Ah, ok, io volevo farvi fare la scala però. Ok, dai. Allora, siamo arrivati alla quinta fascia, ovviamente Miss Fotogenia 2025. Quindi andiamo sempre più su. Premia Paolo Pulese, è qui davanti. Premio offerto da Paolo Pulese, i fiori di Villa Katia ovviamente. Paolo, ti sei ripreso? Sei pronto? Sei carico? Fa conto, che vuol dire fa conto?
Adesso ti danno le istruzioni di come metterti per fare le foto, Tutto team. È dritta? Ce l'hai messa bene? Sei bravo? Posso contare su di te? Dai, vai. Allora, quinta classificata Miss Fotogenia 2025 è la numero 11, Alessia Busella. Paola, non posso contare su di te, è storta, ti tiriamo le orecchie. Vabbè, è il fotografo, glielo perdoniamo, dai, il prossimo anno fai meglio. Vai, scatenatevi con le foto. Facciamo la passerella. Scendano intanto, la premiata alla quinta, ecco qui, che così intanto prendiamo posto per dopo dall'altra parte, perfetto, un po' alla volta svuotiamo questa scala. Passiamo alla quarta fascia Miss Sorriso 2025, premiano Katia Bonetto, premio sbiancature genere orale. Ricordiamo questa Miss che vince ovviamente questo premio extra offerto da Dental Team con fiori di Villa Katia. Quindi Miss Sorriso 2025, ecco qua, diamo tempo di raggiungerci a Katia. Così visto che è la quinta fascia che dai. Allora, si prepari per la fascia Miss Sorriso 2025, la numero 4, Elisa Carestiato. Complimenti Elisa, anche per lei la ancora più su con il terzo posto, la terza fascia Miss Eleganza 2025, premiano Ivano Sacchetto. T'ho disturbato Ivano, non ci pensavi, non ti ricordavi più, accompagnato da Sara Gianferrari, premio offerto da Station District al Bazar di Campagna Lupia con un portagioie e fiori di Villa Katia. Grazie a Sara e grazie ad Ivano. Prendete pure posto lì. Ricordo che il gioiello è di Anna by Butterfly. Allora, la terza classificata quindi
Oh, mi serve un po' di suspense, mi aiutate? È la numero 13, Gioia Cavallari! Classificata, la nostra Miss Serenissima 2025, premiano Daniele Tassetto e Donatella Bosello. Come premio abbiamo la bandiera di Venezia Veneto gioiello offerto dalla gioielleria Monte Carlo, una parura offerta da Butterfly by Anna, un portagioie e i fiori di Villa Katia. Anche qui ho bisogno di un po' di suspense come prima, quindi siamo pronti? Un'ulteriore aggiunta anche rosa della nostra farmacia di Campagna Lupia si è ovviamente offerta per dare ovviamente un omaggio alla nostra Miss Serenissima 2025, che è la numero, fatelo con me, 19, Diana Saric. Eccole qua le nostre ragazze fasciate, complimenti, un applausone veramente anche a loro che ci hanno messo il cuore questa sera. Mi raccomando, portatevi dentro questa esperienza nella vita perché è veramente tanta roba, quindi è una serata veramente importante. Renato, siamo giunti, quindi ti devo ripassare il microfono, vai. Visto che abbiamo tutte le ragazze qua, allora dobbiamo chiamare la prima classificata, quindi l'ultima fasciata. Altre ragazze vanno via senza fascia, ma non per tutto bisogna andare via tristi, ragazze, perché come vi avevo detto prima, voi siete venute qui da Miss e andate a casa da Miss, quindi ci saranno tanti eventi ai quali sarete invitate. Non scordatevelo mai perché non vi lascio. Invece c'è una bella sorpresa perché questa ho sentito il Gaetano Bregantin, che è il presidente della GS Voga, la Veneta, che insieme al suo gruppo di norma accompagna Miss Riviera del Brenta alla regata storica. Quest'anno insieme a Miss Riviera del Brenta verrà accompagnata anche Miss Social, quindi anche Claudia andrà alla regata storica vestita da marinaio.
quindi prepara il telefonino perché dovrai fare un sacco di video. E in più per tutte voi fasciate invece qui di Miss Riviera del Brenta, anche quelle che hanno lo stemma qui di Miss Riviera del Brenta, da Miss Riviera del Brenta in poi, ricordatevi 6 di luglio, tutte al Lido di Venezia, perché settembre, scusate, sono stanco, è da stamattina alle 7 che siamo in giro. 6 di settembre per la mostra internazionale del cinema di Venezia, quindi tutte andrete con il regista Thomas Toffoli a presentare il film di Thomas Toffoli all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, vestite come si deve. Per questo Miss Riviera del Brenta avrà un vestito tutto d'oro proprio confezionato appositamente dalle sacre mani di Susanna e Miriam dell'Idea Sposa. Ecco, questo dovevo dirvi e vinca la migliore. Grazie Renato, sempre prezioso nei tuoi interventi, grazie davvero. Ok, allora siamo giunti alla prima fascia. Premiano Erika Grigio, che è qui al mio fianco, Roberta Vianello e Patrizia Zanolla. Premi offerti: una valigia Byron Cato, un coupon Ryanair offerto da Miss Riviera del Brenta e fiori di Villa Katia. Ci gustiamo ancora un pochino la nostra Erika. Qualche foto ancora, qualche secondo ancora, ne faccio morire queste ragazze poverine. Non me ne vogliate, non me ne vogliate. Mi aggiungo anch'io. Vai, aspetta. Paolo, una foto anche per me. Ok, ci siamo, adesso ci vuole più suspense ancora di prima, quindi ancora più carichi vi voglio, quindi DJ Walter, chiedo la tua collaborazione, stoppa la musica. Madonna, che collaborazione. Bravissimo, un applauso anche al nostro DJ che questa sera per me è stato veramente fondamentale, veramente un aiuto prezioso. Grazie Walter, magico direi. Allora, siamo giunti alla prima classificata. Miss Riviera del Brenta 2025 è la numero 9, Elisa Inaghe. Wow! Rappresentanti qui presenti, facciamo le foto, facciamo la passerella, facciamo un sacco di cose. Renato, aspetta, troppe cose ci sono, troppe emozioni. Allora, consegniamo anche la busta ovviamente Dance and Activity, i nostri protagonisti qui presenti, li ringraziamo ovviamente per averci portato delle super ballerine questa sera che ci hanno deliziato ovviamente la serata. Poi rifacciamo una foto anche tutti insieme, prego, con la nostra Miss, un bel, guarda che gruppone, sì, ci stringiamo.
E grazie per l'applauso, facciamo fare una mega passerella alla nostra bellezza Miss Riviera del Brenta 2025, Elisa Enache, complimenti! Allora, nel mentre che la nostra Elisa sale un secondino, perché c'è una sorpresa in riserva per noi. Sì, è bloccata da tutti i nostri fotografi. Ha conosciuto tutt'altro che la MIF, la stripper, aveva la tuta quando l'ho vista, la Miss. Eccola là, Elisa, vatti a cambiare, vai, che c'è un'altra sorpresa poi per il nostro pubblico. Aspetta, mi hai colto la sorpresa Renato, io non me l'aspettavo questo. Grazie, che carino. È per Erika. Vuoi essere baciato da tutte e due? No, non se ne parla, ma quando mai si rifiutano i baci delle bellezze così? Ok, io intanto volevo raggiungere i nostri ragazzi qui di Dance Activity, venite pure con me che distribuiamo le buste restanti. Eccolo qua, raggiungiamo il centro. E raggiungiamo anche le altre miss fasciate che ci tengo ovviamente a baciare, a ringraziare e a complimentarmi con voi. Adesso ci spostiamo di là. Paolo, è troppa fretta, abbiamo tempo, sono stata brava perché sono andata veloce questa sera, È colpa di Marco che ti mette un po' di emozione. Adesso ragazze mi raggiungete di qua perché dobbiamo fare la foto di rito sotto l'arco, io lo sapevo, eccoci qua che Paolo non vedeva l'ora, eccoci. Distribuiamo le buste, togliamo la valigia allungato che è della prima e non c'entra niente, via, facciamo un po' di pulizia. Vai, fotografo loro 4 e poi io mi aggiungo. Scatenatevi. Paolo, dacci indicazioni, come le vuoi?
foto, eccola qui. È questo lo spirito che amo e che mi piace. Ancora gli ultimi. Grazie a Miss Riviera del Brenta, grazie ovviamente all'amministrazione di Campagna Lupi, ai nostri fotografi, a tutto il pubblico qui presente questa sera e alla nostra super giuria. Grazie Fiori di Villacate, ovviamente da sposa by Miriam, Luca, sì, anche Luca è fondamentale ovviamente a darci sempre una mano, anche dietro le quinte. Grazie a Station District, Butterfly by Anna e tutti gli sponsor presenti qui questa sera. In ultima ma non ultima, ovviamente un grazie particolare a Chiara Trincanato e Stefano che la accompagna sempre. E alla nostra Asia, eccola qua. Asia, saluta tutti, vai! Ciao a tutti! Ci vediamo il prossimo anno, grazie Asia a te per avermi dato una mano quest'anno. Buona serata a tutti e buonanotte!